In quelle prime ore, sotto la finestra, ci furono donne, per lo più. Dichiaravano quanti figli dovevano dissetare, indicando i numeri con le dita. Puntualizzavano l'anno, il mese, il giorno in cui i mariti erano partiti per il fronte oppure erano morti, dispersi, feriti. Nessuna di loro ci accusò di aver nascosto l'acqua per settimane. Forse neppure ci pensarono, stordite com'erano dal sollievo di quel gesto gratuito. Erano molto obbedienti. Alcuni allungavano i secchi, attendevano sotto al davanzale per poi riprenderli. Altre se ne andavano, piegate dal lato in cui portavano il peso. Prima di allontanarsi, guardavano il ritaglio di cielo tra i palazzi, ringraziavano mia madre con le mani giunte o mandandole un bacio, con la stessa devozione che mostravano alla Madonna nell'edicola all'ingresso del vicolo. Si faceva presto, a Napoli, a essere santificati. Questo brano è tratto dal libro La grande sete, romanzo d'esordio di Erika Cassano. La voce che l'ha letto è la sua. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. La protagonista di questa storia si chiama Anna. È una ragazza che da Genova si è dovuta spostare a Napoli insieme alla sua famiglia per l'attività di propaganda antifascista del padre Enrico, che fa il ferroviere. La incontriamo in un momento cruciale della storia della città, durante le cosiddette 4 giornate di Napoli, quando la popolazione insorge e caccia i tedeschi in attesa che gli alleati arrivino. È un tempo difficile, di miseria e di paura. A Napoli manca l'acqua ovunque, tranne nella casa di Anna, che diventa presto la casa dell'acqua, il luogo dove la gente fa la fila per dissetarsi, come abbiamo sentito. Ma questo miracolo segue una maledizione. Enrico il padre sparisce. Anna allora si fa carico della famiglia, trovando un impiego come dattilografa al quartier generale degli americani, che sono finalmente arrivati in città. Volevo chiederti, Erika, se ci racconti come nasce La grande sete. È un'opera di pura fiction o c'è qualcosa del romanzo che ha a che fare con la tua storia personale? Io racconto sempre questa cosa, che La grande sete nasce dal mio ficcanasare. Sono sempre stata una persona molto curiosa e mi piaceva frugare tra i piccoli e grandi tesori di mia madre. Lei aveva questa scatola piena di ricordi, piena di fotografie, ritagli di giornale, e a me piaceva arrampicarmi sulla libreria per prenderla e guardare un po' quello che c'era dentro. Ebbene, La grande sete nasce proprio da lì, dai fogli che ho trovato in quella scatola, ed è una memoria che mia madre ha anche avuto piacere a trasmettermi, perché è una memoria che Anna, la Anna di cui leggerete in questo libro, ha lasciato appunto a sua volta a mia madre, che era appunto sua figlia. Lei raccontava di questo periodo con gli americani come un periodo felice, quindi il racconto contenuto in questo suo diario, in questo suo memoir, possiamo dire, è in più un racconto di un breve periodo felice. Poi naturalmente io, scrivendo questo romanzo, ho deciso di ampliare quella che era la base del suo racconto per farne poi un romanzo vero. Mi spiego, non che il racconto di mia nonna non sia un racconto vero, però un romanzo per esistere ha bisogno di molti più elementi. Banalmente, una cosa che ho imparato nei miei studi relativi alla scrittura è che la pagina scritta ha delle regole diverse da quelle del mondo reale. Paradossalmente ha bisogno che le cose siano più credibili. La realtà ha delle concessioni che la finzione non ha. E quindi inevitabilmente questa storia ha dovuto crescere sulla pagina per diventare quella che adesso è La grande sete. La storia della sete ha un fondo di verità, ma io l'ho ampliata ed è diventata quasi una situazione epica, quella che si legge nelle prime pagine. Nasce anche da suggestioni letterarie, perché questo incipit mi è stato suggerito dalla suggestione di una pagina che ho letto da un diario molto famoso, che è il diario di Norman Lewis, Napoli 44. Insomma, la storia è cresciuta da sé, intrecciando sia elementi di finzione sia elementi reali. Insomma, è un mix.
Ci hai letto queste prime pagine e ci hai spiegato di questa epica grande sete, ma che cos'è la grande sete e perché è diventata il titolo del tuo romanzo? Mi sono accorta molto tardi che La grande sete era il titolo del mio romanzo. In fondo però alla fine ho capito che questa grande sete non è soltanto qualcosa di fisico, è qualcosa che in realtà interessa anche l'interiorità della protagonista. Infatti si inizia in questa situazione in cui la grande sete è qualcosa di strettamente correlato alla mancanza di acqua, quindi la sete è veramente gola secca e bocca asciutta, ecco. Ma Anna non è una persona a cui manca l'acqua, Anna l'acqua ce l'ha sempre. Ha avuto paura che finisse, ma non è mai finita. E quindi lei, però sente comunque che c'è qualcosa che le manca, perché Anna è una ragazza che deve diventare donna in un periodo storico molto complesso. Crede che i suoi sogni siano finiti, in pratica, che sia finito il tempo in cui lei può sognare, di avere delle aspirazioni anche. E quindi inevitabilmente lei arriva a ragionare su questo, cioè il fatto che lei ha bisogno di altro per vivere. E inevitabilmente questo è dato sia dal contesto in cui vive, quindi un contesto di grande privazione, perché la guerra naturalmente porta indietro il mondo di secoli in pochissimo tempo, ma anche dal fatto che comunque ha bisogno di stimoli esterni e avrebbe bisogno di tornare a studiare, di tornare a leggere. E proprio questo suo attaccamento alla lettura, questa volontà che lei ha di tornare a studiare, è proprio quello che la porta ad attaccarsi all'unico libro che poi alla fine ha in casa, cioè una grammatica inglese che il padre le ha dato, perché pensa che l'inglese sia la lingua della libertà, sia la lingua dei liberatori. Quindi in questo desiderio di rendere la figlia una persona, prima ancora che una donna, una persona emancipata, una persona libera, gliela regala, e questo farà poi la sua fortuna. Tu hai detto che il memoir che hai trovato raccontava di giorni felici. Io in realtà ho trovato che gran parte della storia si muove in una dimensione di grande fatica. La guerra finisce, ma le macerie, sia reali che metaforiche, non vanno via. Perché nessuno riesce davvero a essere felice? La distinzione tra le memorie felici di mia nonna Anna e il libro che effettivamente ho scritto esiste. Ed esiste per una ragione, è un elemento molto umano. Quando si guarda il passato con un po' di distanza, sembra sempre più felice di quello che era il presente. Io ho cercato di raccontare in questo libro quello che era il presente della Anna che io ho immaginato, dell'Anna personaggio che ho scelto di raccontare. Perché nessuno nel romanzo è felice? Innanzitutto credo che raccontare la felicità sia una cosa molto difficile e forse anche meno interessante del dolore. D'altronde il racconto nasce sulla pagina quando c'è un inciampo, quando c'è un intoppo che quindi fa nascere il racconto e la narrazione, tant'è vero che quando il racconto si risolve finisce, ecco. È un po' perché appunto gli esseri umani fanno molta difficoltà a riconoscere la felicità quando ci sono dentro. Anche la Anna personaggio, anche la Anna del romanzo è felice in molti momenti, però non se ne rende pienamente conto, perché quando sei felice è come essere immersi in una gelatina, cioè tu non ti rendi conto che sei immerso in una gelatina fin quando non esci, credo. In questa storia la famiglia è un legame molto forte, non sempre felice. Sia Dalia, la mamma di Anna e Felicita, sia Felicita stessa, che è la sorella di Anna, fanno fatica a fare le madri. In generale mi sembra che le madri di questa storia, ce ne sarà poi un'altra, una futura madre, abbiano degli impedimenti. Mi domandavo se è una cosa che ho notato io o se c'era un'intenzione nel raccontare questa difficoltà. No, in realtà non c'era un'intenzione. E le madri di questa storia sono nate così, perché semplicemente il personaggio di Anna aveva bisogno, secondo me, di avere questo confronto con la madre, che poi è un confronto ma anche una sorta di compenetrazione di anime tra di loro, quindi Anna e sua madre sono in contrasto tra di loro, ma Anna ha molto bisogno di essere la stessa cosa di sua madre e quindi in realtà è un rapporto che si risolve poi in un grande affetto, però come tutti i rapporti tra genitori e figli è un rapporto complicato. Per quanto riguarda invece la figura di Felicita, questa è più basata sulla realtà dei fatti. Veramente nella realtà la sorella di mia nonna, che si chiamava veramente Felicita,
ha incontrato non poche difficoltà nel crescere i suoi figli, anche questo naturalmente correlato in gran parte a quello che era il momento storico che la circondava. Un racconto insomma molto frequente da parte di mia madre è questo, cioè durante le sue gravidanze Felicita mangiava le patate con i chiodi dentro perché si credeva che così si assumesse qualche sostanza nutritiva in più, ecco. E quindi sì, io credo che se da un lato una di queste madri ha difficoltà a fare la madre per il mondo che la circonda, quindi Felicita vorrebbe dare molto di più ai suoi figli di quello che effettivamente riesce a dare. Dall'altra parte, insomma, la figura di Dalia è una figura che invece ho inventato un po' di più e quindi è nata come contrappeso invece alla figura di Anna. La Grande Sete, oltre a essere il racconto di una ragazza, della sua famiglia e di una città tantissimo, perché si sente tanto Napoli nel tuo romanzo, è anche un affresco di questa umanità un po' piccina, che è tutta concentrata nel condominio, no? I giudizi, le dicerie, la voglia di soldi a ogni costo. Come l'hai inserito questo elemento? È arrivato anche questo in modo molto naturale, perché appunto in questo memoir di mia nonna c'era questo accenno al fatto che quando lei è andata effettivamente a lavorare con questi americani, veramente c'è stato questo fenomeno, cioè appunto subito sono nate dicerie intorno a lei, anche se effettivamente non faceva niente di male, lavorava in un semplice ufficio. E quindi insomma questo ha dato il via alla mia fantasia che insomma si è scatenata su questi personaggi e quindi a me è piaciuto molto inventare ciascuno di loro con le sue bassezze, le sue piccolezze e poi anche perché il mondo piccolo del condominio mi serviva a fare da contrappeso al mondo grande a cui Anna andrà incontro nella seconda parte del romanzo, ecco perché Anna viene da questo microcosmo del condominio che si è chiuso su se stesso e che pensa soltanto a se stesso perché non c'è altro in pratica da fare in alcuni momenti. Ma poi Anna riuscirà ad andare oltre, uscirà da questo microcosmo e allora capirà che effettivamente un mondo fuori c'è. Il mondo fuori è il mondo degli americani, questa base dove Anna va a lavorare come dattilografa. Questi americani che sembrano portare luce, energia, sogni d'amore, anche illusioni, no? Com'è questo mix tra napoletani e americani? E chi è Kenneth, il soldato di cui Anna si innamora? Il mix tra americani e napoletani, diciamo, anche questo è ambivalente, perché se da un lato gli americani sono visti come i salvatori della città, dall'altra parte Napoli è ben consapevole che si è liberata da sola. Quindi i napoletani da un lato si buttano ai piedi degli americani considerandoli dei liberatori, ma sanno che non sono i veri liberatori, quindi c'è un'ambivalenza anche di sentimenti da parte della popolazione. Al contempo anche da parte degli americani c'è un'ambivalenza, perché se considerano il popolo napoletano come un popolo molto solare, molto espansivo, quasi intriso di un modo di fare che riesce quasi a trasformare in oro qualsiasi cosa, dall'altra parte hanno questo segreto disprezzo. E io, scrivendo questo romanzo, ho cercato di fare molta attenzione a far capire che in una guerra non esistono i liberatori, esistono soltanto vincitori e vinti. E Napoli si è ostinata a lungo a credere di essere stata liberata, quando in realtà a un oppressore in realtà se ne è sostituito un altro, un oppressore mascherato, insomma, però comunque in parte oppressore. Poi naturalmente gli americani hanno risollevato in parte la città di Napoli, che vessava in una condizione veramente molto molto grave. Però appunto non dimenticherai questo tipo di ambivalenza, ed è un po' l'ambivalenza che è presente nella relazione tra Anna e Kenneth, questo ragazzo che è italo-americano e quindi diciamo rivendica questo suo conoscere anche la lingua italiana, questo suo sentirsi italiano e per questo vicino ad Anna. Però alla fine si rivelerà molto diverso da quello che lui appunto vuole far sembrare, ecco. Lui effettivamente non è una persona cattiva, un po' come tutti gli esseri umani anche Kenneth è una persona ambivalente, è una persona che si innamora di Anna probabilmente innamorandosi anche lui di un'idea dell'amore e non tanto della persona, o forse sì, ma sono cose che quando si è molto giovani non si capisce. Mentre leggevo il tuo romanzo pensavo a quanto in quei tempi la vita delle donne fosse dipendente dagli uomini. Che posto occupare nel mondo, se essere felici o infelici
dipendeva dall'aver vicino un uomo oppure no, e che uomo era. Solo Anna si discosta un po' da questo modello, si discosta abbastanza direi da questo modello, ma interessante è che averglielo insegnato è un uomo, suo padre. Sì, il padre di Anna è una figura che ho amato molto raccontare. Anche lui è stato, è un personaggio ispirato dalla realtà. Anche il padre di mia nonna era una persona molto aperta per il momento storico. Lui voleva che le figlie studiassero e infatti entrambe hanno studiato. Una delle due figlie si è sposata molto presto, mia nonna si è sposata molto tardi, si è sposata dopo i 30 anni, che comunque allora era un'età avanzata. Si è sposata con un uomo più giovane di 10 anni e ha avuto figli a 40 anni, quindi diciamo che questo padre l'ha spinta molto nella direzione di una vita quanto più possibile libera, e quindi mi è piaciuto molto cercare di far trasparire come questa realtà, che poi in fondo, anche se si tratta di 2 generazioni fa, comunque ha improntato anche in parte la mia vita. Mi è piaciuto molto raccontare e far intendere che questo personaggio assomiglia un po' alla realtà. Ho letto che fin dalla primissima presentazione della tua storia, che è avvenuta alla scuola Holden, se non sbaglio, il romanzo ha suscitato tantissimo interesse e tu hai suscitato tantissimo interesse, tanto che c'è stata una sorta di gara ad accaparrarselo. Vorrei chiederti come ti sei spiegata questa cosa. Questa è una domanda molto complicata perché allora inizialmente è stato tutto così nuovo che mi è arrivata in faccia come se fosse un'onda più forte delle altre. Io fino a pochi giorni prima non mi sarei mai aspettata che questo romanzo avrebbe avuto tutto questo successo, un po' perché banalmente mi sottovaluto come molti altri esseri umani, un po' perché non mi rendevo conto di quanto effettivamente quest'idea della sete parlasse alle persone. Me ne sto rendendo conto adesso. Parlare delle aspirazioni profonde, dei sogni a cui non si vuole rinunciare è qualcosa che in realtà accomuna tutti, e io credo che il successo della Grande Sete, quello che effettivamente risuona un po' in tutti, è questo: tutti abbiamo un sogno, o più che un sogno un'aspirazione, un punto della vita a cui vogliamo arrivare, e nessuno di noi vuole rinunciarci, anche se magari per motivazioni esterne lo si fa, intimamente non si vuole farlo. Quindi secondo me quello che della Grande Sete risuona un po' è l'idea che se non si beve per settimane alla fine diventa qualcosa di molto difficile. È un po' questa sensazione, questa voglia di aggrapparsi alle proprie ambizioni e ai propri desideri che in molti condividono. Tu hai ancora sete? Io ho cercato di soddisfare questa sete per molto tempo, anche se non si direbbe, perché appunto dirai sei troppo piccola per dire questa cosa, però io sono sempre stata una persona che non si accontenta. Io sono nata in un paese piccolo, in una regione tutto sommato periferica, perché la Calabria purtroppo ancora oggi è una regione periferica, e io mi ricordo anche il momento in cui dovevo banalmente scegliere dove andare all'università, se più vicino casa o allontanarmi un po' di più, e io ho pensato, io non mi voglio accontentare. Poi dopodiché è arrivata la scelta di partire per un viaggio di studio, per un Erasmus. Io ho pensato, io non mi voglio accontentare, di nuovo voglio andare. Per la terza volta, quando ho dovuto trasferirmi a Torino per frequentare la scuola Holden, ho detto sì, io non mi accontento di nuovo, io voglio inseguire questo mio desiderio, questo mio sogno, che è appunto scrivere e farne possibilmente un mestiere. E ho detto di nuovo non mi accontento, quindi è un po' qui la mia sete, ed è un'analisi che è arrivata a posteriori, appunto dopo aver riflettuto a lungo su questo tema. Ho ancora sete? Sì, perché appunto le mie ambizioni non finiranno con questo romanzo, e appunto vorrei continuare a scrivere, ma anche a crescere come persona e a realizzare altri obiettivi. In bocca al lupo. Abbiamo dato voce alla Grande Sete di Erika Cassano, Garzanti. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.